Quest'anno il festival ha scelto un tema, se vogliamo, molto importante per festeggiare i suoi 20 anni, il tema dell'agape. Siamo partiti dalla lettera di San Giovanni: amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio. E questo amore, appunto, l'agape, nasce come, se vogliamo, quell'amore più puro, più essenziale, ma anche il più potente perché il più espansivo in senso assoluto. Addirittura supera l'eros, la filia, a quell'amore che ammette la reciprocità, il dono, la carità, il guardarsi gli uni e gli altri, appunto il prestarsi gli uni per gli altri. E allora, come edizione di Vittorio Veneto, abbiamo cercato di esprimere questo senso dell'agape in diverso modo, mettendo a tema innanzitutto che cosa significa parlare di amore, di agape, di filia e eros, come sarà questa sera, per poi approdare sino alla poesia, per approdare al senso della reciprocità, del dono, della carità, all'agape nei confronti della natura, del creato. Lo vediamo in questi giorni quanto il creato abbia urgentemente bisogno del nostro amore, ma della nostra anche cura. Veramente un programma ricchissimo che è promosso appunto dalla diocesi di Vittorio Veneto, che moltissimi anni fa ha voluto il festival qui appunto per la diocesi di Vittorio Veneto, in collaborazione con la Chiave di Sofia, che qui rappresento ormai da 5 anni con la direzione artistica. Un festival che nasce anche dalla sinergia preziosa davvero di tutte le realtà che si donano gratuitamente per realizzare questo festival. Credetemi, è davvero ogni anno una fatica sempre maggiore, sia in realtà a livello economico, ma anche proprio come impegno sociale, ma anche civico. Allora abbiamo la collaborazione del Centro Culturale Humanitas, del Seminario Vescovile di Vittorio Veneto, insomma di tantissime altre associazioni come Centro Teatrale da Ponte, che si impegna ogni anno per dar luogo e spazio alla voce del teatro per il tema di quest'anno. Ma soprattutto è grazie alle aziende e ai partner che di volta in volta costruiscono questo percorso con noi che questo festival è reso possibile. E il loro impegno è a dimostrazione di come la rete è ciò che fa la differenza per un progetto culturale come questo, che ha ben 20 anni di storia sulle spalle. Un progetto che nasce anche in questi anni con la collaborazione preziosa dell'amministrazione comunale di Vittorio Veneto, che io mi sento di ringraziare perché molto tempo fa il festival era sparpagliato all'interno delle diverse città della diocesi di Vittorio Veneto, invece come Chiave di Sofia abbiamo deciso di portarlo in un'unica città, espressione di come ci sia un luogo che, come lo è Ceneda, è punto d'incontro tra i luoghi sacri della diocesi ma anche i luoghi civici della città. E allora vorrei lasciare per un brevissimo saluto, perché appunto siamo in tempo di elezioni amministrative, all'assessore Antonella Uliana, che appunto insieme alla sua amministrazione in questi anni ha sostenuto il Festival Biblico. Solo proprio brevissimo. Sì, grazie Elena, sì, perché siamo in silenzio elettorale, per cui non è possibile fare comunicazioni che non siano assolutamente impersonali. Siamo qui presenti io e il sindaco. Ringraziamo tutti quanti voi per essere qui, tutti coloro che si sono adoperati per realizzare questo festival, che è un evento di una grandissima profondità culturale per la nostra città. Auspico, questo però forse non è già il più impersonale, che possa continuare anche nei prossimi anni ad essere tenuto qui a Vittorio Veneto, perché è un grande arricchimento per tutti noi. Grazie, grazie a tutti. Grazie, ringrazio io Antonella e la città di Vittorio Veneto innanzitutto per prestare questi luoghi, ringrazio ovviamente il seminario vescovile che ogni anno ci ospita qui, un festival che è anche diffuso nello spazio, ci tengo a dirlo perché a dimostrazione di come fare cultura, fare spiritualità e fare dialogo possa intersecarsi con i luoghi simbolo della città di Vittorio Veneto. Noi saremo qui Magna, poi saremo nel cortile all'aperto, ci sposteremo poi al castello di San Martino per 2 meditazioni, una notturna domani sera e poi una all'alba domenica mattina. Sposteremo poi nella bellissima e affrescata aula civica del Museo della Battaglia, ma anche questa sera a Sant'Andrea la Pieve verso Serravalle, poi ci sposteremo al Teatro da Ponte, insomma di una città, di come il dialogo sia veramente profondo.
Non mi dilungo troppo, quello di questa sera è un incontro preparatorio che abbiamo voluto appunto donarvi, regalarvi, proprio affinché ci si possa guidare dentro questo programma ricchissimo per fissare che cosa significa parlare innanzitutto di agape e poi di questo universo così grande come quello dell'amore. Chiamerei qui con me sul palco Don Paolo Astolfo, che è direttore del seminario vescovile, giusto? Sì, con un grande applauso. E a te lascio la parola per questo incontro e a voi tutti una buona serata e soprattutto, come dico sempre, buon festival biblico, divertitevi, spero sia un'occasione di arricchimento, di crescita vostra intima, personale, ma soprattutto anche reciproca con gli altri, come a dimostrazione di questo grandissimo tema. Grazie a tutti, una buona serata. A te, Don Paolo. Grazie. Grazie a te, Elena, per aver coordinato tutta la preparazione dell'evento. Io non mi dilungo ulteriormente e chiamerò qui sul palco i due ospiti di questa sera. Innanzitutto chiamo il professor Luigi Perissinotto, invito a salire sul palco. E insieme la chiamo subito così, Beatrice Cristalli. Benvenuta. Prego qui al centro. Vedo che è lì. Prego, Beatrice. Un po' indegnamente la presentazione tocca a me, ma dico due parole sui due ospiti che abbiamo questa sera con noi, il professor Perissinotto dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Abbiamo commentato prima, prof. si dice dal sito dell'università professore in quiescenza, ma è un complimento questo, insegnante di filosofia del linguaggio, ha insegnato filosofia del linguaggio a Venezia per più di 30 anni, affermandosi in questo campo come una delle voci più autorevoli italiane. A livello internazionale è anche considerato uno dei massimi esperti e studiosi del pensiero di Wittgenstein, al quale ha dedicato la sua prima opera e poi anche 3 monografie. A livello accademico si è impegnato notevolmente negli anni del suo insegnamento, ricoprendo anche ruoli significativi nel Senato accademico, ma soprattutto anche nel Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali. L'anno scorso, per la casa editrice Mimesis, è uscito un volume, Senza trampoli, in cui studiose e studiosi italiani e internazionali si sono confrontati su alcuni temi affrontati dal professor Perissinotto nel suo insegnamento, ma soprattutto cruciali nel dibattito filosofico contemporaneo. Accanto, invece, il nostro benvenuto anche a Beatrice Cristalli. Nella sua pagina e profilo Instagram dice di sé: mi occupo di formazione, docenti e didattica, editoria scolastica e linguistica. È consulente in editoria scolastica, appunto, formatrice, linguistica, collabora con varie testate, Focus Scuola, Treccani.it, con un interessante anche programma che sta portando avanti, ma poi ci dirà anche qualcosa con qualche ricerca che ha fatto. È autrice del podcast Di cosa parliamo, insieme al giornalista Luigi Lupo, e dal 2017 è referente regionale della Lombardia per il premio Leopardi del Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Recanati. Un testo che sicuramente poi recupereremo, ultimo, Parla bene, pensa bene, un piccolo dizionario dell'identità, uscito nel 2022, già superato quasi, ci diceva prima, ma ci torneremo poi anche su questo. A voi rivolgo subito una prima domanda. Elena ci ha già ben introdotti dentro al tema. Questo primo incontro vuole un po' farci sintonizzare con il tema di agape e soprattutto con le sfumature di questo termine. Dio è amore, Dio è amore. Deus caritas est, in latino. In italiano noi diciamo amore, in latino caritas. Il greco però, la lingua greca, aveva più parole per dire le sfumature dell'amore. Parlava di eros, di filia, di agape. E il Nuovo Testamento sceglie nel greco di utilizzare proprio il termine agape. Non solo la filia,
l'amore di amicizia, per chi ha un po' di sintonia con la liturgia della parola anche del giorno. Oggi c'era un brano del Vangelo di Giovanni che metteva proprio in luce filia e agape dentro al dialogo tra il risorto e Pietro. Non sceglie filia, se non nel Vangelo di Giovanni, per il rapporto di Gesù con i discepoli, non sceglie la parola eros, ma sceglie proprio la dimensione agape. Allora, dentro a queste tre sfumature che ci vengono presentate nella scrittura, la prima domanda che vi rivolgo, dentro alla quale attendiamo un po' anche il vostro apporto, è proprio questo: come eros, filia e agape, inizierei dal professor Beresinotto, entrano dentro questi tre concetti all'ambito di ricerca del suo insegnamento, in questo caso, ma anche nella sua riflessione personale e professionale. A lei la parola, grazie. Bene, allora innanzitutto ringrazio dell'invito e dell'opportunità di parlare su un tema che non mi è molto abituale come studioso di filosofia del linguaggio, e anche di confrontarmi con quello che verrà detto, perché l'idea, anticipo io, è un po' di alternarci, intervengo io, poi la collega, in modo anche da creare un po' di dialogo, discussione e così via. Allora io avevo deciso di partire proprio dal titolo che è stato dato dagli organizzatori del Festival Biblico a questo incontro. Ci sono le tre parole già ricordate da Don Paolo: agape, filia e eros, e sotto c'è un'espressione grammatica dell'amore. Prima è stato ricordato che io sono anche uno studioso di questo filosofo che si chiama Wittgenstein. Il tema grammatica è una delle parole chiave della sua filosofia del linguaggio. Allora, partiamo un po' da questo, anche per indicarvi che cosa aspettarvi, che cosa non aspettarvi da questo incontro. Perché di solito quando si trovano queste parole, come altre parole, la tendenza e l'aspettativa legittima peraltro è: dici che cosa significano, dacci una definizione di queste parole, che cos'è filia, che cos'è agape, che cos'è eros. E da un certo punto di vista la si può anche dare questa definizione, ed è stata data molte volte nella storia. Tanto per fare un esempio così importantissimo, nell'Etica more geometrico demonstrata di Spinoza c'è una definizione di amore che dice che l'amore è la letizia accompagnata dall'idea della cosa che la causa, e l'odio è tristizia, lui dice in latino, è tristezza accompagnata dall'idea della cosa che la causa. Questa è una possibile definizione di amore e di odio. Ma voi capite bene che appena avete sentito questa definizione, cosa avete pensato tra voi e voi? Ah, bello, magari interessante, ma che cos'è questa letizia e che cos'è questa tristezza? Perché il problema delle definizioni qual è? È che usano altre parole per definire e danno luogo a una specie di percorso di regresso infinito, per cui, come succede nei vocabolari, si parte da una parola e alla fine si rischia di arrivare alla stessa parola attraverso una catena di definizioni. Ovviamente, per chi di voi ha studiato magari al liceo o alle superiori Spinoza definisce anche la letizia, ma ovviamente la letizia, per definire la letizia, usa altre parole. In questo caso usa una parola importantissima per la filosofia moderna, ma che adesso io vi risparmio la spiegazione, che è la parola potenza. Si è felici quando si è potenziati, quando ci si sente potenziati. E ma potenziati in che senso, voi chiederete, quindi vedete che inizia questa cosa. Allora, la definizione può essere utile
ma crea dei problemi. Insistere sulla grammatica, dire non, vedete, la definizione dell'amore, ma la grammatica dell'amore, vuol dire vedere come questa parola entra in discorsi e produce discorsi. Per esempio, un modo di iniziare questo lavoro grammaticale è chiedersi qual è l'antonimo, qual è il contrario di amore. Perché vedete già che si dirama. Allora, verrebbe da dire l'odio. C'è il famoso verso di Catullo, odi e tami. Ma forse, ecco che inizia il lavoro grammaticale, si potrebbe dire indifferenza. Oppure, per certe concezioni, il contrario, la parola, l'antonimo si dice, la parola contraria, sapete che ci sono i dizionari dei sinonimi e dei contrari, potrebbe essere volontà di possesso. Ecco, allora già decidere quali sono gli antonimi, quali sono i contrari, inizia il nostro discorso e mostra che cosa noi intendiamo quando usiamo la parola amore. Perché la parola amore, come diceva Don Paolo, è in italiano una possibile traduzione di tutte e tre, di agape, di filia, anche se certe volte si traduce più amicizia, ma è quell'unione che costituisce l'amicizia, e di eros, che qui è chiaramente una traslitterazione del greco, perché l'eros è semplicemente la parola greca per amore. Ecco, ora il problema è, noi abbiamo una parola, amore. Già dire che è la traduzione di tre parole greche mostra che forse la ricerca del significato al singolare della parola crea qualche problema. Però nello stesso tempo non si può nemmeno pensare che noi usiamo in tutte le occasioni in cui usiamo la parola amore, la usiamo per equivocazione, cioè semplicemente c'è la stessa parola ma i significati sono diversi. Molte parole sia tra le lingue e sia dentro la stessa lingua, pensate al fenomeno tra le lingue dei cosiddetti falsi amici, e sono scritte uguali ma hanno un altro significato. Voi andate in Spagna, vedete scritto salida, pensate che ci sia una scala per salire, invece vuol dire uscita. Ecco, quello è un falso. Non ci si deve fidare sempre e comunque di quella che si chiama la regola omofonica. La regola omofonica dice stesso suono, stesso significato. Non è così. Allora, la parola amore è una parola in italiano che è nello stesso tempo probabilmente usata in tanti sensi, in tante accezioni, ma che sono collegate tra di loro in una rete che rinvia l'una all'altra. Vi faccio un esempio. Noi possiamo dire di uno che ha amore, che ama le monete antiche. Lo diciamo. Ma diciamo anche che qualcuno ama la giustizia, qualcun altro ama la patria, poi si ama Dio, si amano gli amici, si ama il proprio compagno o compagna. Allora, la tentazione di dire forse sarebbe meglio rinunciare alla parola amore in qualche caso, e spesso noi lo diciamo. Per esempio, uno potrebbe dire non chiamare amore un rapporto sessuale occasionale. Oppure potrebbe essere infastidito dell'espressione fare l'amore utilizzata per un rapporto. Oppure potrebbe sentire un certo fastidio nel fatto che si usa la stessa parola amore per parlare dell'amore di Dio
in cui questo è sia genitivo e soggettivo, l'amore che gli uomini hanno per Dio e l'amore di Dio per gli uomini, e per le monete antiche o per la Juventus. Forse usa prediligo e così via. Eppure, non solo per un fenomeno linguistico fondamentale, che è quello dell'economia, se noi dovessimo imparare tante parole, quanti sono i concetti e i significati, il nostro bagaglio lessicale sarebbe troppo vasto per le nostre menti finite. E allora usiamo la stessa parola per dire cose un po' diverse, eppure in molte volte sono legate tra di loro. Ecco, parlare di grammatica dell'amore è in qualche modo invitare a fare questi percorsi. Allora vi faccio un esempio e dopo passo la parola, perché mi pare che ci siamo dati circa un... Vabbè. Allora, eros è la parola greca che di solito noi traduciamo amore. Il testo fondativo del discorso sull'eros è il Simposio di Platone, qualche volta chiamato anche Convivio, cioè il discorso più famoso forse della storia del pensiero occidentale sull'amore, al di là poi della tradizione cristiana, per cui allora si può citare San Giovanni, la lettera ai Corinti, eccetera, eccetera. Ma diciamo nella tradizione più filosofica, quella che proviene dai greci, il Simposio è il testo più famoso. Ora, proviamo a vedere velocemente che cosa dice Platone dell'amore. Prima cosa, non ci dà una definizione, nel senso che non c'è una risposta determinata alla domanda. Una definizione sarebbe la risposta alla domanda che cos'è. Forse una delle più famose definizioni è quella di Aristotele dell'uomo. Che cos'è l'uomo? L'uomo è l'essere vivente che ha il logos, oppure l'essere vivente politikon, cioè che ha necessariamente bisogno della polis, cioè di vivere in comunità. Vedete che ne dà già due che sono collegate tra di loro, perché avere il logos è l'idea greca dell'unire. Quando noi parliamo di linguaggio, per esempio, cosa fa il linguaggio? Il linguaggio non è un insieme di parole sparpagliate, disseminate, ma sono parole unite in frasi e in discorsi. Pensate che l'origine della parola logos è il verbo lego, che inizialmente molte parole hanno un'origine materiale e poi per così dire si spiritualizzano, è quello che falcia il grano e poi lo raccoglie. E questo è il significato di logos, è raccogliere, mettere insieme. Il discorso, la ragione è logos, perché mette le affermazioni assieme secondo per esempio catene deduttive. Il sillogismo è logos. Allora, cosa dice? Vabbè, mi sto perdendo, viene fuori il professore che c'è in me. E cosa dice Platone dell'amore nel Simposio? E dopo farò un paragone con l'agape. Innanzitutto l'amore mantiene i tratti di quello che potremmo dire l'amore sessuale. In Platone la sua caratterizzazione dell'amore mantiene un po' questi tratti, ma nello stesso tempo si può dire la sublima e la generalizza. Per cui dice che l'amore è desiderio o tensione, potremmo quasi dire meglio, verso qualcosa di cui si è privi. Allora, questo è un tema che percorrerà quasi tutte le definizioni occidentali o le caratterizzazioni occidentali dell'amore e che in qualche modo è messo in discussione dal concetto di agape, perché capite bene che questa caratterizzazione dell'amore non possiamo trasferirla al Dio cristiano, cioè dire che è desiderio,
se si ama si manca di qualcosa. Se si ama si manca di qualcosa, si è privi di qualcosa. Anche Aristotele avrà la stessa idea. E di che cosa si manca in particolare secondo Platone? Adesso qui bisognerebbe entrare in tutti i dettagli, ma è solo un esempio. L'oggetto più proprio dell'amore è la bellezza. Per esempio, per Platone non c'è amore del turpe e del brutto. Quindi è la bellezza. Inizialmente è la bellezza sensibile, ma poi via via la bellezza, potremmo chiamare, non è una parola platonica, la bellezza spirituale, perché la bellezza in qualche modo preannuncia il bene, cioè l'amore più profondo è l'amore del bene. Poi lasciamo da parte che cosa sia questo bene. Ma nello stesso tempo l'amore è anche, dice sempre nel Simposio, desiderio di vincere la morte, cioè di essere in qualche modo immortali. E questo spiega l'importanza dell'amore filiale, perché dice Platone, gli uomini cambiano in quello che sanno, in quello che fanno, in quello che sono, a differenza degli dei. L'unico modo di sopravvivere, per così dire, è lasciando al posto della propria esistenza, qui cito proprio da Platone, se uno vuole andare a vedere Simposio 208b, un'altra esistenza giovane identica a quella di prima. E quindi il desiderio di sopravvivere negli altri. Ovviamente qui sembra che l'amore filiale sia solo un aspetto, perché si sopravvive anche nel ricordo degli altri, un tema che poi anche questo attraversa, pensate ai sepolcri di Ippolito Pindemonte, che è basato tutto su questa idea che si sopravvive nel ricordo degli altri. Un grande filosofo del Novecento, Ricoeur, che aveva una teologia un po' particolare, sosteneva che si sopravvive nel ricordo di Dio. Dio non dimentica niente e la nostra immortalità è sopravvivere nel ricordo di Dio. Ecco, allora il primo punto, volevo lasciarvi in questo primo passaggio con due cose. Forse è meglio non cercare una definizione dell'amore, ma vedere come questa parola produce discorsi e si collega ad altre parole. E la seconda, all'inizio del pensiero occidentale, quindi anche della nostra cultura, c'è un'idea di amore, quella platonica, che collega l'amore all'idea di solo chi manca di qualcosa in qualche modo può amare. Il cristianesimo prenderà tantissimo da questa idea di desiderio e di tensione, ma dovrà ripensare, cioè riorientare la grammatica della parola amore per poter parlare di amore di Dio. Grazie. Grazie professore per questo primo intervento. Fare definizioni può essere utile, ma crea problemi. E questo una linguista cosa ha da dirci? La mettiamo in crisi, Beatrice. Ma io sono perfettamente in linea con le parole del professore, perché addentrarsi nella grammatica dell'amore significa avere a che fare con un labirinto, nel senso che il professore l'ha spiegato benissimo, l'amore è una parola polimorfa, quindi contiene tanti elementi, e dunque polisemica, cioè contiene tanti significati. E l'aspetto più interessante è che noi nella nostra lingua italiana utilizziamo amore in tantissimi contesti che non analizziamo a fondo, perché io ho sentito usare la parola amore anche nei confronti di amici, nei confronti di figli a genitori, quindi
veramente è una parola che possiamo utilizzare un po' come vogliamo e mi ha incuriosito indagare questo argomento che appunto non è usuale nei miei studi, estremamente complesso perché poi rischio di cadere in banalità e dietro l'angolo, è stato quello proprio di capire quali sono le parole che noi associamo all'amore, perché nella nostra lingua abbiamo tantissime locuzioni che fanno parte di questo grandissimo campo semantico. E allora cosa ho fatto? Sono andata a leggere la definizione del dizionario Treccani che ci mostra diverse accezioni. La prima, tratta appunto dal latino amor amoris, è questa: sentimento di viva affezione verso una persona che si manifesta come desiderio di procurare il suo bene e di ricercare la compagnia. E ci sono una serie di locuzioni all'interno di questa definizione che rimarcano intanto l'idea di mostrare un desiderio, quindi è già una parola che è emersa nella componente di eros, che poi è paragonabile anche all'emma passione, se pensiamo alla passione per una materia, per una disciplina, per uno sport. E infatti si dice anche che spesso noi verso la conoscenza instauriamo un rapporto erotico, non in senso negativo, ma nel senso che c'è questa fame di conoscenza che va continuamente colmata. Però questa è la fase, come dire, la sezione dell'eros. Poi c'è un'altra accezione, sempre legata al termine sentimento, che dice sentimento che attrae e unisce due persone e può assumere forme diverse. Quindi entriamo anche nell'ambito della relazione. E ci sono anche qui una serie di locuzioni: provare amore per qualcuno, quindi c'è sempre una direzionalità di quest'amore o qualcosa, meritarsi l'amore di qualcuno, che poi andremo a indagare perché è un'espressione piuttosto ambigua, bruciare d'amore, patire il mal d'amore e anche l'amore non basta, quando si parla di una relazione che insomma non funziona e c'è, come dire, il momento di chiusa che a volte culmina con questa frase: l'amore non basta. Poi cosa vuol dire lo proviamo a capire. La terza accezione è la carità, che è appunto una parola molto vicina poi all'agape, al concetto cristiano, e il desiderio di possedere. Allora, tutto questo confonde le acque, nel senso che abitiamo un paradosso. Nelle canzoni, nei libri, nelle poesie più conosciute, di amore se ne parla sempre. La via della definizione, però, come diceva il professore, tende a confonderci anziché darci una direzione. E oggi siamo ancora più in difficoltà, secondo me, perché abbiamo la tendenza a illuderci continuamente che abitiamo in una realtà più complessa. Le cose si sono complicate, allora l'amore diventa una cosa che, come dire, tocca i fortunati o le fortunate. Sento spesso dire questo: l'amore che mi merito, a volte l'amore non è per tutti, ma l'amore insomma è un colpo di fortuna. E questo in realtà non è vero, perché i greci hanno sempre rappresentato una nostra bussola e hanno manifestato pienamente la complessità di quelle che sono le componenti dell'amore. Abbiamo visto Eros, la filia e poi l'agape, che secondo me non va interpretata come un livello superiore, perché anche qui l'agape, che è diciamo un amore disinteressato, oltre misura, che diciamo in cui non viene immesso l'ego, che è forse la cosa più difficile che oggi dovremmo riuscire a fare, spesso viene confuso con il termine misticismo, trascendentale, cioè qualcosa che non ha a che fare con un sentimento umano. E in realtà l'amore va visto proprio come un macchinario sistemico, cioè l'amore erotico, l'amore di filia, dove c'è tra l'altro una forte direzionalità di ragione, nel senso che io l'amico me lo scelgo. E infatti i latini, anche nelle varie traduzioni, utilizzano diligere come verbo o la electio, cioè l'amico me lo scelgo e voglio essere suo amico in quanto c'è un patto, c'è una comunanza di valori, di esperienza. E spesso nella nostra, come dire, nel nostro poco allenamento alla complessità
cerchiamo di capire quale sia il nostro amore in questa tripartizione, o anche divisione in 4, se ci mettiamo poi anche la Caritas. In realtà è la combinazione di tutti questi elementi, che è una combinazione personale, che uno nel corso della vita può cercare di capire. Invece oggi non solo crediamo che sia tutto più complesso e invece siamo meno allenati alla complessità, perché i greci ce lo dimostrano e anche tutta la cultura veterotestamentaria, ma siamo bombardati da video, articoli, diciamo tutto quello che riguarda l'informazione, di dettami, io la chiamo la cultura pilloline, che ci dice come amare e come non amare. E questo ci educa sempre di più a cercare la risposta esatta. È come se l'amore lo percepissimo nella forma di un'equazione, di una formula numerica. E questo allenamento alla reticolarità, invece, che possiamo imparare proprio dall'amore, perché ha tante lingue l'amore. Infatti, se ci fate caso, quando si litiga nei rapporti di amore, ma anche di amicizia, perché in molti rapporti di amicizia c'è anche una parte di amore, ovviamente fraterno, si dice non parliamo la stessa lingua. Più correttamente bisognerebbe dire non parliamo lo stesso linguaggio, perché poi la lingua è l'ultima fase di un processo e la parola è proprio la manifestazione ultima. Ma se noi andiamo a retrocedere, la lingua e la scelta delle parole che noi usiamo fa parte di un grande bagaglio che in un laboratorio con dei ragazzi è stato denominato il boiler del linguaggio. Mi piace anche questa metafora, diciamo, liquida, no? Dove galleggiano le idee che abbiamo sul mondo, su noi stessi e anche sull'idea di relazione. Ed ecco che quando si parla di amore si rischia di fossilizzarsi sull'uso delle parole e non sulla nostra capacità di attribuire significati a quelle parole. Io mi sono segnata alcuni termini che sono emersi in un laboratorio con degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria di primo grado, che sono queste. Diciamo, abbiamo stilato una sorta di breve vocabolario di quello che potrebbe rientrare nella parola amore. Desiderio, passione, fiducia, complicità, bene, aiuto, sostegno, cura, attenzione, rispetto. Ovviamente tutte queste parole possono rientrare all'interno delle varie partizioni dell'amore, della grammatica dell'amore di cui parliamo oggi, ma questo non basta ovviamente, perché rischia di incasellare, di etichettare, di chiudere. Giacomo Leopardi nella storia del genere umano ha raccontato molto bene uno dei nostri grandi limiti, ovviamente con uno sguardo quasi ironico, cinico, come tipico delle operette morali, perché lui dice immagino Zeus, Giove, che guarda quello che succede sulla terra e vede che l'uomo è devastato perché ha sete di infinito, perché gli manca qualcosa, e quindi anche in quello c'è una forte spinta erotica di quello che non sia più. Allora cosa dice? Porca miseria, cosa facciamo? Gli regaliamo il mare, che lo illude che esista un punto di infinito che possa cullarlo e illuderlo di quello che vorrebbe possedere. Ecco, la parola per l'uomo funziona un po' così. La parola e anche la stessa struttura dei dizionari, che non sono affatto prescrittivi come siamo soliti pensare, ci illude che in un perimetro di qualche riga o poco più possa essere racchiuso tutto il mondo di una parola. E quindi il dizionario, comunque la formula chiusa, la definizione, è il perimetro che ci fa stare un po' più con la coscienza a posto. In realtà questa è una grande illusione, cioè la parola ha questa doppia maschera, diciamo, perché da un lato ci illude che le cose siano più semplici di quello che sono, però serve per orientarci, cioè senza la parola noi davvero non riusciremo a capirci, anche se, come dice Dante, quando si parla di amore, la lingua poi diventa muta, e qui si dovrebbe aprire un altro discorso. Grazie. Grazie. Prima il professor Perissinotto ci diceva che all'inizio della cultura occidentale c'è l'idea di amore come eros, come un desiderio verso qualcosa
che manca, di cui si è privi. E diceva che è poco cristiano, però poi sì, lo ha aggiunto, ha fatto intuire anche qualcos'altro. Mi veniva in mente Eros e Agape, sono due termini che Papa Benedetto XVI, nella sua enciclica, la prima enciclica del 2005, Deus Caritas Est, li prende in esame entrambi e dice che c'è un Eros e un Agape anche in Dio. Dio stesso ha questo amore ascendente e un amore discendente, che è quello di Agape, che anche l'uomo è chiamato ad avere. E poi dice che nel corso della storia della filosofia e nel dibattito filosofia e cristianesimo sono stati un po' contrapposti questi termini, Eros e Agape, quasi che Agape sia qualcosa di solamente cristiano e Eros solamente non cristiano. Ecco, proviamo a continuare un po' l'excursus dopo Platone, andiamo avanti, i tempi sono sempre contingentati però. Allora, continuando un po' quella che abbiamo chiamato la grammatica di questa parola o di questo concetto, di questo significato, e tenendo presente anche questa sollecitazione, potremmo toccare due punti che sono stati presenti in tutta la discussione sull'amore in ambito filosofico, religioso. Uno può sembrare curioso, si possono amare cose inanimate? O l'amore, la parola amore va riservata solo quando abbiamo relazioni tra esseri viventi, per esempio, prima si citava l'amicizia come scelta. Aristotele sosteneva che siccome l'amore è un'affezione, noi non possiamo controllare che cosa amiamo e quindi possiamo amare anche cose inanimate. Mentre nell'amicizia noi scegliamo, lui dice che l'amicizia è una disposizione, quindi non un'affezione. Affezione è una parola del 1600 e 1700, ma insomma per capirci. E oggi, questo lo accenno solo per dire come la cosa è complessa, questo è abbastanza oggi problematico perché per esempio noi parliamo di amore della natura, anzi vorremmo sollecitare l'amore per la natura, ma quindi anche la natura inorganica, per così dire, e al di là del fatto che è l'ambiente in cui viviamo, ma dovremmo amarla in quanto tale. Ma questo è un problema complesso che lascio da parte. Io vorrei invece toccare un punto che mi pare interessante anche in un festival biblico. C'è un tema che è stato discusso, ha provocato un mucchio di polemiche filosofiche o teologiche, che è questo: si può voler amare, il che vuol dire si può comandare l'amore. Perché questo è legato, voi sapete, il famoso precetto evangelico, ama Dio e ama il prossimo tuo come se stesso. Ma se l'amore entra nella categoria dell'affezione, del sentimento, come si può comandare di amare? Che cosa vuol dire comandare di amare? Legato a questo c'è un problema che è questo, è sempre legato a un certo modo di intendere il cristianesimo. Ma è possibile per noi amare l'umanità, amare tutti? Cioè, è l'universalismo che sembrerebbe collegato al cristianesimo. È possibile? Allora, mi sbarazzo subito della seconda questione, perché quella più importante è quella del comandare. Io credo la critica più feroce all'idea che si possa amare l'umanità, che si possa amare tutti, si trova nel disagio della civiltà di Freud. È un amore impossibile e addirittura ingiusto, dice Freud, perché dice che si devono amare le persone che meritano di essere amate. Se io amo tutti,
faccio ingiustizia a quelli che meritano di essere amati. Questo è il discorso di Freud. Possiamo essere d'accordo, non essere d'accordo, precisarlo, ma... E Freud pensa che sia una critica al cristianesimo e al precetto evangelico. In realtà è più una critica a certe idee positivistiche dell'amore dell'umanità, della costruzione di una società basata sull'amore dell'umanità più. Perché il precetto evangelico, a leggerlo bene, non dice ama tutti, ama il tuo prossimo, ognuno per quel prossimo che è. Cioè, quando nella parabola del buon samaritano l'amore si esplica intervenendo per quell'individuo. Qui il prossimo non è un nome collettivo, vuol dire ogni tuo prossimo. E in realtà non ha senso chiedere come fai ad amare uno che sta in Australia e che non conosci, perché quello lo amerai nel momento in cui ti troverai nella situazione, per esempio, di soccorrerlo. Quindi questo è un falso problema e Freud lì ha sbagliato. Ma il problema è quello di comandare l'amore, perché se, ripeto, se consideriamo come moltissimi hanno considerato l'amore un'affezione, un sentimento, una passione, tutto quello che volete, pensate a tutta la terminologia dell'amore romantico. L'amore romantico dovrebbe inteso amore come l'hanno inteso i romantici, non l'amore dei baci perugina, l'amore come l'hanno inteso i romantici 800. Questo sarebbe tutt'altro discorso, ma a noi è rimasto l'amore che ci prende, ci travolge, come si dice, tutte queste cose. Questo è molto storicamente situato, questa cosa, ma quindi mettiamo, però se come nel 600 e 700 si ritiene che l'amore sia un'affezione, è difficile comandare l'amore. Kant, che ha affrontato questo problema, dice: il comando evangelico dice solo cerca di aiutare il tuo prossimo volentieri. Beh, interessante. Il problema che dice, che subito solleva Kant è di, ma se lo fai volentieri non è necessario che te lo comandi. Quindi quello che fa Kant è di mettere in rilievo in qualche modo il carattere paradossale di questo comandare l'amore. Ovviamente si potrebbe risolvere pragmaticamente la cosa dicendo che il comando evangelico, il precetto evangelico, lascio da parte il problema esegetico, interpretativo, se noi facciamo bene a tradurre come imperativo il precetto evangelico, perché qui non siamo biblisti. Ecco, però di solito è così che opera. Allora, se come gran parte delle persone, dei filosofi, pensano che l'amore sia un'affezione, non si può comandare. E nella nozione di agape, qui c'è forse un po' la soluzione di questo problema, perché l'agape è una condizione, è un atteggiamento, non è una strategia che devo mettere in atto per aiutare l'altro, è il nostro stare bene, diciamo in un linguaggio non teologico, con gli altri in una comunità. E questa è una possibilità umana, è una condizione umana che si realizza, e quindi siamo al di fuori della dimensione del precetto, del comando e così via. Aggiungo un'ultima cosa e dopo passo la
parola. Preparando qualche nota per oggi, mi sono imbattuto nella caratterizzazione dell'amore che viene dato da uno dei più grandi filosofi mai esistiti, che è Leibniz, filosofo che a scuola non si studia quasi mai, perché appare come il sostenitore di teorie così paradossali che il professore preferisce bypassarlo, l'armonia prostabilita, le monadi che non hanno finestre, tutte quelle cose lì. Però è stato forse uno dei più grandi filosofi mai esistiti. Questo per dire che Leibniz dà una definizione, questa è la risposta alla domanda, di amore che farebbe parte della tradizione dell'Eros, che si avvicina molto in qualche modo all'agape per certi aspetti. Cioè dice, bisogna dare, dice Leibniz, una definizione di amore che tolga il contrasto tra quelle che potrebbero sembrare in apparenza due verità contraddittorie, ossia la verità che è impossibile desiderare altra cosa se non il proprio bene, e l'altra che non c'è amore se non quando cerchiamo il bene dell'oggetto amato di per sé stesso e non per il proprio vantaggio. Questo sembra paradossale perché sembrano entrambi vere e noi se facciamo prevalere l'una dall'altra arriviamo o a negare l'amore che ognuno ha per sé o l'amore che ha nei confronti degli altri. Bisogna dare, cerca una definizione Leibniz che possa tenere assieme le due cose, levare il contrasto e la paradossalità. E dice, quando si ama sinceramente una persona, non si cerca il proprio profitto, né un piacere staccato da quello della persona amata, ma si cerca il proprio piacere nell'appagamento e nella felicità di questa persona. E se questa felicità non piacesse per se stessa, ma solo a causa di un vantaggio che ne risulta per noi, non si tratterebbe più di un amore puro. Occorre dunque che si provi immediatamente piacere di questa felicità e che si provi dolore nell'infelicità della persona amata, giacché è questo che dà immediatamente piacere. Vedete che qui, io non so se c'è questo amore, ma nella formulazione, che non è una definizione, nella formulazione di Leibniz si cerca di superare il contrasto tra amare se stessi e amare l'altro, dicendo che si ama se stessi amando l'altro. E questo, se andiamo a vedere il linguaggio teologico, spesso è il modo con cui si cerca a parlare dell'amore di Dio e del rapporto tra l'amore di Dio per se stesso e l'amore di Dio per gli uomini. Quindi in qualche modo in Leibniz, che era un filosofo ma aveva anche una formazione teologica, no, lui non sta parlando dell'amore in senso teologico-religioso, sta parlando dell'amore umano, ma è una delle caratterizzazioni dell'amore che probabilmente supera una certa contrapposizione tra Eros e Agape che un po' ha segnato la storia occidentale. Vi lascio con una domanda che avevo posto all'inizio di questo discorso, che non riguarda l'amore. Come facciamo a dire tutte queste cose che noi stiamo dicendo? Cioè, dov'è che andiamo a vedere, per rispondere alla domanda, che cos'è l'amore, che come si caratterizza l'amore, per dire che questo è meglio, questo amore è meglio, che questa non è una caratterizzazione adeguata? Cioè, dove guardiamo? Come lo sanno i filosofi o i teologi queste cose? Qui ci sono due atteggiamenti. Un atteggiamento che dice da qualche parte c'è l'essenza dell'amore e probabilmente gli uomini hanno difficoltà a trovarla e quindi si arrabattano a cercarla. Ma c'è la risposta a che cos'è l'amore. Questa è la tradizione razionalista e se volete anche platonica. L'altra, che è quella che è collegata alla parola grammatica, è dire nessuno ci toglie la responsabilità di cercare di stabilire tra di noi
che cosa intendiamo e che significato vogliamo dare alla parola amore. Io faccio sempre questo esempio. Spesso ci si chiede se la gelosia è parte o momento dell'amore. Ci sono quelli che dicono no, quelli che dicono sì, quelli che dicono un po', non troppo, non la gelosia patologica, eccetera, eccetera. La mia domanda è: dove vai a vedere per sapere questo, per dare una risposta a questa domanda? Il problema è, con difficoltà, giornalmente, discutendo tra di noi e restando aperto al dare e il chiedere ragione tra di noi, proviamo a vedere se è interessante includere o escludere la gelosia dal nostro concetto di amore. I nostri concetti non dipendono da noi, eppure li costruiamo noi. Grazie anche per questa ultima domanda che mi permette di fare un passaggio ulteriore con Beatrice. Dove vai a vedere agape? Nella prima lettera di Giovanni, nel brano che un po' fa da filo conduttore di questo festival biblico, ci viene detto che noi quell'amore lo andiamo a vedere nell'amore che Gesù ci ha mostrato, il Figlio di Dio che si è incarnato e il Padre lo ha donato a tutti gli uomini. Quello, ci dice l'Apostolo e l'Evangelista Giovanni, è l'amore, l'agape che ci viene mostrata. Ed è un amore che arriva sulla croce, il momento topico, potremmo dire, dell'agape nel Nuovo Testamento, anche con i tratti del perdono. Mi colpiva che tra le parole che prima ricordava Beatrice, in quella scuola il perdono non c'era. Eppure anche questa è una parola che fa parte della nostra esperienza di agape, anzi è fondamentale in questo. Allora la domanda che rivolgo è, nel nostro momento, nel nostro tempo, nel mondo della comunicazione dentro la quale sei, in che cosa possiamo, a che punto siamo e che provocazioni ci sono, che lacune, che mancanze, penso anche dentro a tanta complessità ma anche a tanta semplicità, come diceva prima, di agape, dove la troviamo e dove possiamo viverla nel quotidiano anche noi. Allora, difficile risposta. È vero che perdono non è quasi mai presente quando si fanno anche le mappe concettuali sulle parole dell'amore, perché è una parola che secondo me è una parola tabù, cioè molto caratterizzata dalla cultura biblica e quindi non è riuscita a risemantizzarsi in quella che è la grammatica dell'amore e in quelle che sono le azioni, perché l'amore comunque è un'azione. È un'azione perché crea una relazione con l'altro, cioè quando noi parliamo con una persona, ogni atto di comunicazione è un atto di amore perché è creativo, cioè credo che l'amore sia la forma più forte di creatività perché è generativo, cioè crea qualcosa di altro e per creare qualcosa di altro sono necessarie due individualità, quindi anche il discorso dell'amore fusionale, no? della coppia fusionale va nella direzione della simmetria e di quello che potrebbe essere il non amore, quindi anche lì la ricerca di quelle che sono le parole del non amore, dicevamo prima forse l'odio, io ci aggiungo anche la simmetria, perché ci può essere una conversazione amichevole ma due piani esattamente antitetici dove non c'è una relazione, sono come delle linee oblique che non incastrano mai l'altro. Io ho avuto modo di affrontare in questi anni lo stato di salute, se così lo vogliamo chiamare, del concetto di amore, della sua realizzazione all'interno delle nuove adolescenze, quindi in questo mi rivolgo alla generazione Z e ai futuri adolescenti, bambini alfa, che sono generazioni che hanno vissuto la preadolescenza in un mondo praticamente
non più analogico ma digitale. Questo ha cambiato un po' le regole del gioco, perché anche qui non c'è solo un cambio di comunicazione ma anche di percezione di quelli che sono i rapporti e di come si possa entrare in relazione con l'altro. L'altro non c'è più. Infatti si parla di deumanizzazione non a caso. Quando si parla di alfabetizzazione digitale, noi non dovremmo intendere solo quelle che sono le competenze tecniche legate al mezzo. L'alfabetizzazione digitale è una competenza relazionale. E visto che molte funzioni sono cambiate alla luce delle nuove tecnologie, non mi riferisco solo alle applicazioni di incontri online, come possiamo subito immaginare, ma anche la stessa comunicazione tra i giovani, si è molto semplificata. Questo non è un bene o un male, ma dobbiamo riconoscere che c'è stato un cambiamento. E un'espressione linguistica che mi ha molto colpito, in un saggio di questa studiosa, una psicologa Twenge, che ha scritto un saggio, Iperconnessi, uscito nel 2018 per Einaudi, diciamo, benché ritraesse il quadro degli adolescenti americani, in alcune interviste che lei ha fatto a questi adolescenti o preadolescenti c'era l'espressione catching feelings. Il verbo to catch in inglese è particolare perché viene ricondotto al contrarre delle malattie infettive. Cioè le nuove adolescenze rispondevano alle domande sull'amore, sulla possibilità di avere una relazione o un rapporto di amicizia, insomma più intimo, che non erano così attratti perché significava prendersi sulle spalle i problemi dell'altro. E allora to catch questa capacità, questa competenza di contrarre, c'è anche molto visiva, no? Questa immagine, di trattenere quello che uno prova dentro per evitare di soffrire e non solo nella relazione dell'altro non intravedere una crescita, un'esperienza di conoscenza, perché l'amore è un'esperienza di conoscenza, di apertura, perché è generativa, perché crea qualcosa, perché ci fa evolvere, ma solamente un ottenere qualcosa dall'altro, che quindi non viene più percepito come un'alterità, con una sua identità, una sua storia, che è negativo, cioè qualcosa che mi appesantisce. Questa espressione io ho cercato di intravederla in quella che poi è l'esperienza nelle scuole, con i docenti, e mi sono resa conto che sempre di più c'è questa idea della relazione come di un patto. Cioè io faccio qualcosa e devo ottenere da te qualcos'altro, perché se questo non c'è, io questo amore non lo voglio provare, c'è una contrazione di tutto. E qui c'è, come dire, l'altra faccia della medaglia di Eros, cioè se Eros non viene canalizzato, se questo desiderio non viene canalizzato, sfocia in qualcosa che è davvero poi negativo. Quindi si tratta di riuscire a capire quali significati i giovani attribuiscono a queste parole e quindi anche aiutarli, allenarli a percepire come la dimensione dell'amore sia davvero vastissima. Non parlo solamente della differenza tra innamoramento e amore, che già quella è abbastanza complicata, ma cercare di capire quanti elementi costituiscono la parola amore, che spesso viene utilizzata anche in modo molto superficiale, cioè di fronte a persone che conoscono da pochissimo, con cui hanno avuto solo scambi digitali, già lo chiamano amore. Ecco, questo non significa usare a sproposito, ma significa non dare un significato proprio alle cose. E noi oggi, come dicevo prima, abitiamo una contemporaneità dove siamo bombardati di significati che arrivano dall'esterno, che noi accogliamo come per scontati e ai quali crediamo. Questa cultura della regola, della standardizzazione rischia, secondo me, di rendere sempre meno allenate anche le nuove generazioni non solo ad ampliare il proprio lessico, perché alla fine perché è nata la comunicazione della lingua? Perché stiamo meglio, cioè stiamo meglio a comunicare come ci sentiamo e stiamo meglio a capire tra di noi cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo comunicarci. Se non abbiamo un bagaglio di parole, di espressioni, cioè se questo spettro non si allarga,
Il rischio è che davvero tratteniamo dentro di noi tantissimo della nostra identità e quindi non possiamo amarci e quindi non possiamo amare l'altro. Grazie, grazie. Andiamo verso la chiusura del nostro incontro. Prima si diceva che non siamo meno allenati alla complessità. Forse questo nostro incontro, questa serata ci ha un po' ampliato, ci ha fatto fare un po' di confusione, ci ha messo un po' in crisi, forse ci ha aiutato a riordinare qualche altro pensiero. Così termino con una domanda un po' fuori programma, chiudendo il vostro contributo dentro a questa complessità del linguaggio e la complessità di agape. Una parola, un gruppo di parole vostre, personali. Ecco, vi chiedo una cosa vostra più personale, un vostro contributo, dopo quelli della filosofia e un po' l'analisi un po' che abbiamo fatto del linguaggio, il vostro contributo su agape. Una parola per dire in modo un po' più complesso e con il vostro contributo che cosa è agape. Ce la giochiamo? Sì, Bim bum bam? Sì, pochi secondi. Sì, allora, questo mi costringe a dire che io non mi richiamo alla tradizione cristiana, nel senso non sono un credente, e quindi non posso dare alla parola tutto il significato e la pregnanza che ha nel discorso religioso. Però, come tutte le persone, uno cerca di confrontarsi, misurarsi e anche prendere qualcosa che è stato pensato in una dimensione anche diversa. E io credo che per me la cosa più importante in quel concetto, che spesso non c'è nell'amore romantico, in altre cose, forse neanche è questa idea che si possa amare l'altro se si ama se stessi, e in qualche modo l'amore non come rinuncia, Dio non rinuncia a niente amando, anzi l'amore di Dio nella tradizione religiosa è una sovrabbondanza di Dio. Ecco, e quindi se c'è una parola che forse toglierei dal vocabolario, non è stata utilizzata, la userei in altri ambiti, amare non è mai sacrificarsi. Io mi rifaccio un po' alla tradizione della lettera dei Corinzi, perché quando ho incontrato Agape me la sono subito segnata questa frase che ricorre, e credo che sia proprio questo, cioè un amore che non si gonfia, non si vanta, non si adira e soprattutto desidera chi non è desiderabile e chi non reputi come amico. Quindi in questo è un po' un superamento delle due parti che abbiamo analizzato, ed è difficilissimo perché poi anche nell'amore c'è sempre una parte di ego. Qui significa proprio andare oltre anche la direzione di quelli che possono essere l'eros che non ha misura e la scelta, cioè l'elezio di qualcosa che ha una comunanza con me, quindi non è desiderabile, non è amico. Grazie, grazie davvero anche per questo ultimo taglio più personale. Andiamo verso la fine e vi ringraziamo di cuore, davvero facciamo un applauso ulteriore al professor Luigi Perissinotto e Beatrice Cristalli, grazie davvero per averci introdotti. Era l'evento inaugurale del Festival Biblico. Il programma lo conoscete all'ingresso, oppure trovate tutte le informazioni anche per i prossimi eventi. Vi ricordo alcune cose, note tecniche. Uscendo trovate una cassettina con delle offerte
è Agape anche quella, per sostenere le spese, ma anche la possibilità di questo festival. Come pure ci sono anche dei libri che potete acquistare o che potete prendere in visione per degli autori qui presenti, ma anche sul tema e sulla chiave di Sofia. Il programma appunto ci dà appuntamento alle ore 21 nella Pieve di Sant'Andrea. Grazie di nuovo e buon festival biblico a tutti. Grazie. Buona serata.